Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. Su sonette, s'organitto, dunque escusto su strumenti musicali de oi, dei maestros de oi. È usato via Giampaolo Piredda, sonadori de organito e maestro e tutto in scuola civica senza provincia de Nucoro. È usato via Giampaolo Piredda in una lezione che fai dissu in Orosei, questa scuola civica di Orosei. Ma a noi saperità, in queste occasioni, non hanno registrato a questa scuola, poi ci hanno traballo e ci hanno portato in questo luogo bello che è questo che narravo, Sex Monte Granatico, dunque è questo che viene sul magazzino su Trigo de in Sandus. E poi questo tornavo grazie a sa sindica Elisa Farris e sa consigliera comunale che è delegata a sa istruzioni e Daniela Conto che è direttora I78 di un coro de femminas su coro Urise. Dunque con Giampaolo Piredda si è andato a conoscere issu come maestro, come professore, come imparatori di strumenti musicali, de sonus e i giovani che furono iscritti in scuola civica dei suoi tottu e si è andato a vivere, a forrocare, a comprendere, a registrare come succede di quando un maestro impara dai giovani a suonare su sonette. E prima di arrivare però in Orosei, prima di andare in Baronia, e sentendo come succede se si in altra puntata del maestro, su ogni volta la trasmissione comincia con una scheda preparata dal suo professore Marco Luzzu e traduce in sardo di Maria Barca, giornalista, che i 78 con questa voce cosa sua si contano le cose che ha descritto Marco Luzzu. E poi andai con Giampaolo Piredda in Orosei a conoscere Spicciocchetti che con esso imparano a suonare su sonette. I sottichentos, isas capitales europeas, sono stati depositados brevettos de strumentos musicales che poi hanno dato sa vita a sa famiglia des fisarmonicas. In questo tipo di strumentos, sagra che sta intro de sa fonte che viene dispinta contro os linguazzos de metallo, che vibrande a che ne sono. I canne tastos si abberin i valvolas che spingen sagra contro os linguazzos e cada uno ha che un suono diverso. I Sardinna arribano in sa seconda metà dei sottichentos, commente si leggede i sos contor de sos chi viazzano e commente si viede i sar fotografias. Uno de sos tipos che veste de prusu est su sonetta matripellas, chi oe est uno de gustos chi sa usa de prusu. Su sonette oe si usa da con altri strumentos o finza in pezze de gustos. Si usa in tutta la Sardegna e accompagna da ballos e cantos. Il Sardegna bacchentinasa de sonadores, fino a zovanos e sempre de prusu, veste chi è che era di imparare con abile mastros. E questa puntata di oggi per me è un piacere immane, perché in tanti posso trovare un maestro di suono, di sonetto, di organetto diatonico, e noi in Orosei, dunque senza scuola civica di Orosei. Giampaolo Piredda, sta bello da trovare in noi come maestro e non come suonatori, si è visto milioni sanoso in su palco, ma oggi si vengono in noi in Orosei a far scovviare gli ascoltatori nostri commenti. Tu vai sul maestro, commenti esistenti, si imparano a suonare su suono in noi in Orosei. Intanto grazie per questo attopico, per questa possibilità. Una cosa, te mi voglio domandare, tu quando hai cominciato a suonare, dunque come suonatori, sei andato in una scuola o hai imparato in un'altra maniera, con un altro maestro? Come hai cominciato a suonare tu? Io ho cominciato a suonare a pizzino da decannos. Ah, decannos. E poi ho cominciato a suonare ascoltando le cassette del Mondo Vercellino, Totò de Chescia, e poi cassette e discos. Prima la musica sarda era tutta in discos.
E quindi poi suonava, in da momento suonava zio mio, e poi ho cominciato questo organico che ancora in domo vi per frate mio, che dobbiamo imparare frate mio a suonare. E poi a Savine frate mio non batto imparare a suonare per imparare te. Però suonava io mio in domo, cioè su suonette per sempre stato in domo nostro. Comunque... tu, poi una curiosità, tu sei più nugoreso, più oruneso, più orosino. Io sono tutto un incrocio, so. Mamma è di Urune. Di Orune. Io mio di Orosei e babbo è di Nugo. E dunque sei in territorio Quindi del domo. la passione dei organici, poi per suonare l'ha poi ereditata dalla banda di mamma, che suonava a zio mio, e pure un fratello mio che cominciava a suonare, però suonavano solo poco in domo, a festa, e non ha mai sicchio, non l'ha piccato come una professione. Ed ho cominciato a suonare per passione, mi piaceva sempre questo ballo sardo. E poi bello, mi sono perfezionato qui sul tempo, però non ho provato nessuna scuola. Si chiama Totore Chescia, Mondo Vercellino, Franceschino Maricoso, Francesco Banda e tutto questo suonatore. Una cosa che mi voglio domandare invece, quando è che ha cominciato lui, una volta che ha imparato bene a suonare, si è diventato suonatore professionista e tutto quanto, quando è che si cominciato a pensare di fare conoscere ai giovani su Sonu e dunque sa musica sarda e ballo sardo e tutto quanto. Dunque si commenta maestro, quando si cominciato? Dopo cominciavo a... E a un dia si cominciava? La prima scuola civica che si è interessata a fare un corso di organetto di attonico e si è stata la scuola di Valle d'Uria, che mi ha motivato su 2 mesi e 2. Poi... E dunque già 20 anni. La prima scuola... Tu pare sempre picciochetto, ma non stai già 20 anni. La prima scuola che ho cominciato, la prima scuola che ha fatto un corso di organetto in Sardegna è stata la scuola di Nugoro, sul comune di Nugoro, che sono maestro dottore Chessa. Poi di qui ho cominciato a bello tutta questa scuola di organetto. Poi ho cominciato in Lanusei, Tortolì, Orsai. E poi siamo partiti su questa scuola di Orosei, di scuola di musica. Proprio in questa scuola di Orosei, intanto mi raggi a tornare grazie a sindaca Elisa Varris, mi raggi a tornare grazie a Daniela Conto, che è stata delegata, poi la pubblica istruzioni, poi si scuola civica e tutto, che santi a disposizione. Si scuola, oggi sono su via da Monte Granati, con Arauso, ma questa è la sede oggi si scuola, poi tenesi lezioni in altro luogo, sex municipio mi pare, insomma, altro luogo noi in Orosei. Ma una cosa di importo è che la scuola di Orosei è una delle scuole di tutto questo comune che ci punti noi in Baronia. Unione dei comuni della Baronia. Noi in Baronia. Dunque in ogni abita di questa zona c'è proprio una scuola e torna da sempre a scuola civica di Orosei. Infatti questo spezzino non sono tutti di Orosei, sono Gabriele Cosseddu da Carteggi, Samuele Luriga da Carteggi, Gioele Locche di Oneai, Mauro Lucca di Rigoli Orosei Onifai, che su babbo su Mattessi non è di Orosei, però Gabriele Solinas da Carteggi e Lorenzo Vacca di Orosei. Bene. Quindi su spezzino sono tutti di Orosei, sono da Sarbidda a Curso a Orosei. Dopo una cosa, gli ascoltatori si hanno registrando noi in Orosei e oggi dopo una sabinari c'è Bascameda, infatti Giampaolo è tutto sudato, ma se sono stati, se sono registrando, magari si sabiri in ottoggio e non sciugando, ma noi si sono registrando oggi c'è Bascameda, ma il picciochetto già ha resistito a tutto. E dunque, è questo giovane che ha avuto in noi. Da quant'è che punti imparando a suonare con tu le lezioni tue? Allora, Lorenzo Vacca ti cominciavo quest'anno, Lorenzo e Mauro, sono al suo primo anno. Poi Gabriele Cosseddu era venuto già a Battoranno e Samuele Luriga. E Gioele su Mattessi, Gioele è tornato dopo una paia di si è bloccato una paia anni e è tornato quest'anno. Bene. Dunque, come te che fai questa lezione? Cioè, sicuramente ci punti, che insomma,
de vago, usato pago pago per tempo e tutto canto. Come te che si svolge questa lezione? Come te funziona, da diversi esempi, di quante cose, come te che cominciano a suonare o si perfezionano esatto su che già è scinti suonare? Allora, la prima lezione che va qui mi gli spiego poco poco come ti funziona questo strumento. Qualcuno magari si già suonare qualche cosa, qualcuno viene da qualche di scuola e quindi conosce già gli strumenti, però per esempio come abbiamo fatto con Lorenzo che ha cominciato e con Mauro che hanno cominciato quest'anno, gli spiego come funziona lo strumento e i primi passaggi che devono fare. Per cominciare cominciamo su dirlo, questo è più semplice da suonare. Questo che io non so mai riesce a suonare, poi dopo esiscire, cerchiamo di suonare su dillo e proprio Giampaolo Piredda mi stroccia da me e suona su sonetto proprio e mi tende a me e tutto, ma proprio strocciando in me, poi io non sono buono a suonare questo strumento e mi dispiace me. La prima lezione che abbiamo fatto con Lorenzo abbiamo cominciato a fare questo primo passaggio di su dillo. Abbiamo fatto il saggio pure quest'anno a suonare poco su dillo. Va bene. Pensai che, come te che si zerra? Lorenzo, pensai che è più bravo di me, dunque di adesso ancora devo imparare a fare tutte queste cose. Dunque, e poi invece altri, per esempio, Samuele è già suonando da battere che vanno, e fa che caricare redda pure, giustamente, quando si comincia a beccare te vince uno viene a scuola, fa che sa lezione e poi la lezione per mano si va che cada uno lo va che te in sua. Giustamente beccare gli esercizi e tutte queste cose. Ma tu ti vai a fare un passaggio, ti vai a spiegare una cosa, come ti funziona? Io incomincio poco, gli spiego come ti funziona questo strumento. Sono i primi passaggi che devono fare, per esempio. Come la posizione che si deve porre per suonare e poi cominciamo sempre a suddirlo, poi da suddirlo passiamo sul passo torrao, ballo tondo, poi per esempio che in Samuele abbiamo fatto ballo brinco da Garteddi, che in Gabriele abbiamo fatto a terror ballo e poi dopo che si parte dal primo ballo si cominciano tutti i ballo, che si ballano in Sardegna. Ma in moi, esso deve suonare una cosa che ad imparare in tanto tempo, come è questa cosa? Ma la velocità di imparare questo ballo si picca a forza di suonare, che uno picca la manualità di questo strumento pure. Poi è stato cambiato il sistema. La prima lezione che si fa magari da canno fa, che le va a pulire tutto da io. Come imparano a vincere sul computer, sul spizzino. È scambiato tutto il sistema. Poi da ISO vieni in noi e commenti, una volta si gira, come ti funziona? Una volta si chida e va che in una lezione 40 minuti a sola. E poi in domo vai allenamento e tutto quanto, e cose che dinara tu. Dunque, mo intendevo, come te che si c'era Samuele, intendevo Samuele, te devi suonare, te devi imparare a fare moi Samuele. Su balla tre spasso da Garteddi. E si va a suonare il gusto? Suona il gusto, Quanto tempo sei che sta studiando con tu? Samuele è battorano, schimbano che fa il corso di organetto. Infatti è proprio già è bravo, ma suona da pure ballo completo su un gruppo? Suona chi sul gruppo e poi è un musicista pure di un gruppo musicale Giosuri Undos. Bene.
questo che ha fatto isso è tutto giusto, devi donare qualcuno consiglio o come No, questo è un ballo che abbiamo già già anni e lo suona bene. Poi stiamo facendo altre cose, magari a Nova stiamo a fare questo ballo campitanesio. Per esempio sul campitanesio la prima cominciare a fare che ne Gabriele. Però... intendevo con Gabriele come ti funziona, come tu fai adesso? Dunque, ecco, poi a Gabriele, no? Gabriele, ha suonato tutto bene, devi fare anche una cosa, con mantici, con vibrazioni. Certo, bello. E ti Borinai, poi questo che ha suonato, e ti dinara stui. Quando fai questa lezione, isso zona da Icci e anda bene, però basta da zungare a terra passaggio, a terra spicchiata, di questo ballo, lui si chiede a fare che spruso per un ricco. Cada lezione noi cerchiamo di fare un passaggio e poi lo torniamo a... Quando torna bene lo proviamo, se anda bene, si bacca qualche cosa da controllare e lo torniamo a fare. E in questo caso, come ti ha suonato isso? No, anda bene. Bene. Giustamente, a Nova salata suonare mezzo, quindi pure l'allenamento cambia da un anno all'altro, diventa un pruso... Ma tu ti conti pure la storia del suo strumento, come stare in Sardegna, come si suona, come ti fatto a intro, tutte i voci, si chiede, e ti succede in una lezione? In una lezione, questa cosa la spieghiamo già prima lezione, che dipende da vince già gli strumenti che sono suonando, il ballo, della vita che deve fare, e cerchiamo di mantenere una linea che sa di misturare il ballo. Dunque, se ognuno può fare sul ballo cosa sua o fai... Cerchiamo, per esempio, un esempio, che inizio abbiamo fatto sul ballo cartelli, che cercate di suonare sul ballo cartelli, cercando di fare questi passaggi che suonavano sormano, suonatore di cartelli. Per esempio, se un altro potremmo fare un ballo brinco di rigore, cerchiamo di fare questa suonata che ha fatto Dottore Chessa. O se suoniamo per esempio un ballo di su margine, cerchiamo di fare un ballo su margine che in cui sono passato, senza cercare di manteniamo una linea in maniera che la musica non perda queste caratteristiche. Certo. Se no si può rischiare di fare un ballo che non sia proprio autentico alla tradizione della vita che stiamo facendo. Anda bene. Per esempio, come facciamo fare un ballo a Mauro che sta sul primo anno? E sono andato a poco Mauro sul primo anno? Primo anno, Mauro. Mauro e Lorenzo sono sul primo anno. Poi dopo facciamo suonare a Gabriele Cosseddo e a Gioele Locca. Invece in questo caso, come ti ha suonato? Stanno andando bene, guarda, questi Sta sul primo anno, vabbè, hanno cominciato, si può andare a 4 mesi. Fatto bene. Ecco, un consiglio che ti vorrei dare a Isu invece, siccome ti ha suonato in moita, ti vorrei dare un po' correggio, può migliorare e tutto quanto. Dici che suonare tutto sistio, nessuna a sadie. E poi un'oretta. E poi ascoltare sempre ballo sardo.
uno non può diventare suonatore venendo con una porta sacchita. Ah, Dunque, il suonatore il fatto deve ascoltare musica sarda e c'è il ballo che siamo facendo. bene, bene, bene. Poi per esempio con Gabriele così abbiamo fatto diverso ballo, però abbiamo fatto il ballo di caricata la vita pure. Per esempio abbiamo fatto sul ballo e 13, che come è un ballo che si può andare che ballano quasi in tutte le spiazze in Sardegna. Noi stiamo un ballo di questa zona, però in questa scuola del ballo come sono cominciando a ballare in occhio. E io a tuo tempo sai che sta studiando con tu? Gabriele, ma te sei un 15 anni, per le piscine di minore. Dunque è già pronto, può suonare in prazzettotto. Perché sarà da la che ti pure lo mutina, perché vede suonava in Gartedi, in Nugaro e... Ci hanno ascoltato su Sono poco che ballettresi. Dunque, Giampaolo, come te sta andando? Andrà bene, la suonavo bene, però naturalmente a borta perché te vince un pacco di... Devo linare sempre, quando suonano deve porre vince un pacco di grinta suonando, su suonette, cioè deve essere la musica sarda è una musica espressiva, quindi ha bisogno pure di un certo tipo di forza suonando. Uno passa torrao come te lo suona a Gabriele, lo può suonare in diverse maniere Mauro, lo può suonare Lorenzo, lo può suonare Samuele, cambia questa persona. Per esempio, in Gioele quest'anno abbiamo fatto passo torrao e tanta lezione, no, questo passaggio andrà male, no, torna alla facere, no, non andrà bene. E dunque se poi sta a ribau a dove vai bene come te ne sta lui? Andrà bene, stai cominciando ad andare bene, poi naturalmente... E insomma, devo dire una cosa, poi però su un tendeo e poi tu si vai a intendi, cari il passaggio del fai meglio. Perché il passaggio che in Gioele bisogna imparare finché a strada batto lezioni, finché che non l'abbiamo fatto bene. No, non va bene, torna alla facere. È inutile la facere il ballao, poi mentre si andava che pacco, so per lo giusto. Cioè, vai a intendi commenti a punto si è ribau e via si andrà bene, noi. In questo caso proprio, devi correggere ninguna cosa. Per esempio, sul passo torrao, no, che tocca a provare mezzo su mantice, che avete sempre rischi a provare di più. Poi i tai che devi fare, fammi dire. La parte dei sumantici è la parte più difficile. Visto se cominciamo a fare che spassato scusa tastiera.
no, che a mano potete andare bene, però quando cominciamo a fare i sumantici, in questo caso, Tenere no, che magari delle bicchiere difficoltà. caricate la paia di mesi di esercizio. Poi Questa già parte poco poco più difficile. ma e te fai poi può migliorare, può arrivare a fare questa Per arrivare a un certo livello a fare questo passaggio, tocca a esercitare a bella bello, a fare che era bella bello sul passaggio, e poi piano piano si picca la velocità di suo passaggio. Naturalmente cada cosa tenete non si impara cioè, a diventare suonatore uno non diventa in un anno, in 2 anni, perché c'è esperienza e poi c'è allenamento in domo e tutto. Intanto fai sapere bene come te che devi fare isso con su Io bello fare tutto bello, in maniera che se lo comprendano. prova dovete fare isso, ma va bene se Fallo piano piano. Poi naturalmente va a tenere una cosa pure, quando incominciamo a questa età, Sì? lo strumento, uno pizzino che comincia a questa età tenete pure una velocità di imparare più di una persona manna. Come è cambiato tutto il sistema di imparare a suonare. Prima, quando ho cominciato, a volte a provare certi passaggi, mi poneva a provincia un mese, dipende da ciò che ti piace provare. Come a volte in giro di 15 mesi l'ho saccato che sono già, che hanno già imparato tanto il ballo, qualcuno di essi si diletta pure a ascoltare il ballo sul computer e fa che una gara che impara di più, è cambiato tutto un po' questo sistema e si chiede a cambiare questo sistema delle scuole pure. Dunque questo è meglio su Aici, no? Questa è una cosa Poi diversa, poi naturalmente cada suonatore si deve differenziare di un altro, e il mezzo deve andare sempre di cercare di provare a sola in demobrosta. Però non è tutto uguale. Certo. Però si creare pure qualche cosa che lo caratterizza di un altro suonatore, che prima giustamente avevi la suonata del Mondo Vercellino, Totore Chescia, Francesco Bande, domenica, cada uno ha la suonata sua. Certo. Invece come è scambiata questa cosa, un po' tendono quasi tutto uguale. Arriva in una piazza e non comprendi perché suonando, sono quasi tutto uguali. E dunque se tu invece narra proprio questa cosa che dipende da ognuno la personalità di cosa Io li va a copiare sono passato, però naturalmente il naro non ti piace essere una fotocopia a me, ti piace cercare di sperimentare il passaggio sempre a barrande, sempre si chiede questa tradizione. Sul ritmo, su tempo, su musicale. Però a cercare di caratterizzare pure a provare i vintasissi o a tornare un po' a scuola che abbiamo fatto noi, ascoltando le cassette, ascoltando le spiazze, i suonatori e cercando di comprendere come te va anche questo passaggio e lo usiamo a fare questi suonetti. Io credo che venite a scuola civica, venite a ascoltare lezioni cosa tua. Venite voi tenete idea di andare a suonare in su palco o ci punta altre regioni? Che fatto che comincia a suonare e si appassiona da su sono per presto che ha la fisarmonica o altri strumenti. Come te che cominciano in genere? Di solito chi viene a scuola è una persona pure che sta appassionata pure della banda della famiglia, pure che hanno fatto musica sarda, però a volte viene battere caso, per esempio che in Carchidomo non vai a manco un organetto e sono bene su Mattesi. Per esempio, sul caso di Gabriele Scusso, per esempio, che su pure per suo babbo e sua mamma nuda, non bisognava neanche nuda, e su sta appassionato di questo strumento, gli piace a sentire. Poi qualcuno viene per passione, però gli piace studiare, fa che la terra cosa sfuro. Poi qualcuno è cominciato a fare qualche serata, come te potete essere.
Ecco, se Gabriele pure questo stile da pettare a suonare che caricato il gruppo. Certo, non Stai si cominciando a essere... Ecco, una cosa che io le potuto mandare è che non si può dire mai, ad ognuno è differente, tiene la sua personalità e sa attitudini cosa sua, ma generalmente dopo cantando si comincia a essere pronto, si può accompagnare il gruppo, si può suonare per il ballo, su bene, come ti sai imparato tu e tutto. Cantando ci vuole. Come per esempio, una cosa che si può narrare, magari... Io possono accompagnare il gruppo di cartelli, per esempio Gabriele, Samuele, però per la suonare che in terra vita, tocca a chiedere di studiare, per esempio, proprio che Gabriele quest'anno abbiamo fatto sul campo danese, quest'anno, questo stile per andare a suonare che il gruppo di tenia. E quindi abbiamo cercato di fare una cosa che era diversa, pure però... Poi da Testenia un gruppo di picciocchetti spuro, mi pare. Per suonare che sono mini folk. Quindi vabbè. chiediamo un pizzino, mi ha telefonato al presidente del gruppo, mi hanno Giampaolo, ha detto un pizzino che sono nata un ballo campidanese per non accompagnare basta che allievo bravede la panada sul ballo campidanese le sono facendo con Gabriele è stata un'esperienza nuova per il puro, poi naturalmente a bella bello si fa che durante il anno si fa che si sa al ballo, però per suonare bene tutto sul ballo perché tenisci una paia anno buono e poi non si viene mai da imparare, è sempre un strumento particolare. Certo. Dunque, ma questa lezione cosa dura da canto in scuola civica? Canto 40 minuti. 40 minuti. Però ogni addiri, deve suonare, deve provare, deve allenare, assumano su un'ora, ci è. Un'ora, 2 ore, 3 ore. Tutto questo che può, dunque, c'è. Perché tu non si può a suonare prima di andare a scuola, poi quando torna da scuola. Su Manzano Chitto, qualche giorno dice, suona pure prima di andare a scuola su Manzano. Anda bene, dunque io vedo come funziona una lezione, cosa tua, e per presto io vedo come punti il livello del picciochetto, che mi pare che sia una cosa di rubella, poi mi pare che adotto finché adesso pitichetto che sta cominciando in moi a suonare, è già più bravo di me, dunque anda bene aici. Devo asserrare questo attopio di oggi, mi ha da prage, o fai suonare su un pari, o suona studio una cosa, e magari esso su da binti, e poi magari la prossima volta che abbiamo in lezioni, suona da questo ballo che vai studi. Ci salutiamo, gli spettatori, si cosa nostra, de Radio Televisione Sarda, con questo attopio di oggi, del maestro, che ho dedicato tutto a Susone, dunque a Giampaolo Viredda, che è sul maestro, suonatori, maestro, è un amico mio, e dunque se ho pregiato pure poi gusto, dunque che mi fa piacere ad attoviare in noi in trasmissione. E con vosaltro, amici stimato, se lo sapete, stasera che benedi, con un'altra attopio, un'altra puntata del maestro, e uso a attoviare un altro maestro, ma non si scoffi un moi, devo sapere impari stasera che entra. Serrauso, torrendi grazie a Giampaolo Viredda e un nao a sa sindaca de Eurosei, a Daniela Conto che è stata delegata delle istruzioni pubbliche e delle scuole civiche e tutto i picciocchetti che con sa basket e tutto punti meglio su poi muro a sa lezione. Dunque sa serrauso con sa musica di Giampaolo Viredda e ci sa prossima volta e su anta suonai gusto. Non mi sono ballottato.
Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.